In realtà uno dei metodi per cui la corruzione avanza è quello di ritenere che non si possa fare niente contro la corruzione. In realtà, così come esiste la mafia, esiste l'antimafia, esiste la corruzione e l'anticorruzione. Il messaggio più importante che si può dare in questi casi è la capacità di costruire una rete. Le persone per bene, come dico io, devono trovare un modo di comunicare, di creare trasversalità, pubbliche amministrazioni, polizia, magistratura e anche la sana imprenditoria, perché i metodi corruttivi ovviamente penalizzano i sani imprenditori e chi lavora per bene a discapito di gente che invece vuole utilizzare metodi anomali per poter ottenere vantaggi di cui non ha diritto. La costruzione di una rete è l'unico modo che possiamo avere per creare un baluardo. Ognuno di noi è nessuno contro fenomeni così importanti, solo l'unione fra di noi potrà nel futuro arricchire le nostre capacità di reazione e aumentare gli ambiti reputazionali delle pubbliche amministrazioni, perché il nostro primo messaggio è quello di creare la fiducia nei cittadini e i cittadini devono conoscere ciò che di bello e ciò che di buono esiste nei nostri ambiti, ma solo l'arricchimento e la comunicazione con i nostri stakeholders, i primi sono i cittadini, il controllo sociale di cui tanto si parla è questo, la capacità di costruzione di una rete globale.